Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Oltre Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e figura principale dell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina, altri 2 giudici che dovevano occuparsi del dossier sarebbero stati avvicinati, ma senza risultati. A Palermo è allarme attentati per l'escalation di intimidazioni. Il sindaco La Galla chiede l'intervento del governo. Lunedì arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Coldiretti in piazza a Palermo contro i trafficanti di olio e grano che mandano in bancarotta i produttori siciliani. Non recuperiamo più neanche le spese, dicono gli agricoltori. Il caso delle bollette dell'acqua nei comuni del Catanese. Questa mattina vertice a Giarre dei sindaci del comprensorio dopo le continue proteste dei cittadini. Ha approvato una diffida contro SIE per i molteplici disservizi e rincari ingiustificati che pesano sulle tasche degli utenti. Il ministro Crosetto a Palermo per la festa della Marina Militare, ricordata un'azione storica della Prima Guerra Mondiale, ma anche le imprese giornaliere affrontate in mare. Luca Parmitano tornerà nello spazio nel 2027, sarà nell'equipaggio dell'astronave che collauderà le tecnologie della futura missione della NASA sulla Luna. Calcio in Serie B, Palermo già attivo sul mercato, i rosanero accelerano per Cassandro e Trimboli. In C il Catania continua a lavorare sotto traccia per la nuova stagione. Fabio Caserta resta il primo obiettivo per la panchina, attese novità per i prossimi giorni. Ancora ben trovati, apriamo questa edizione del nostro telegiornale della sera parlando di questa inchiesta sul ponte sullo Stretto. Oltre Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e figura principale dell'inchiesta appunto della Procura di Roma sul progetto del ponte, altri 2 giudici sarebbero stati avvicinati ma senza esiti. Sentiamo. Non solo Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Francesco Sancomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio avrebbero tentato di corrompere altri 2 giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto e sull'iter di approvazione del progetto definitivo dell'opera durante la delicata fase dei controlli di legittimità sulla delibera del CIPES, il comitato interministeriale che ha dato il via libera al ponte con prescrizioni e raccomandazioni. Saccomanno e Virgilio avrebbero avvicinato, senza però ottenere risultati, altri 2 magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier. I giudici però non hanno dato seguito alle sollecitazioni arrivate dai 2 indagati. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti sono al lavoro sul materiale sequestrato dai carabinieri del ROS. Gli investigatori dovranno analizzare i cellulari e i PC acquisiti agli indagati. Dalle carte del procedimento emerge il rapporto di vicinanza tra Miele e Virgilio. Il magistrato si rivolge a lui anche per individuare architetti di sua fiducia al fine di verificare la possibilità di preventivi di importo meno elevato per lavori di progettazione e ristrutturazione delle abitazioni dei figli. A Palermo è allarme, attentati per questa escalation di atti intimidatori nei confronti dei commercianti. Il sindaco La Galla chiede l'intervento del governo, intanto lunedì arriverà il ministro dell'Interno Piantedosi. Lorena Dolci. Palermo si scopre impotente di fronte al ritorno della violenza mafiosa. Attentati, bottiglie incendiari, colpi di Kalashnikov hanno lasciato il segno nel tessuto economico della città. I commercianti hanno rabbia e paura. La politica chiede risposte immediate. È necessario un intervento straordinario dello Stato, dice il sindaco La Galla. Le istituzioni devono dare una risposta unitaria, determinata e all'altezza della gravità del momento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà lunedì a Palermo per rispondere alla percezione di insicurezza dei palermitani che chiedono più uomini delle forze dell'ordine, presidi fissi e interventi straordinari. Per il presidente della regione Schifani, la Sicilia onesta e laboriosa non si farà intimidire. Destra e sinistra solidarizzano con i commercianti intimiditi. Davide Faraone di Italia Viva ieri ha incontrato il prefetto Mariani. Non bastano le telecamere, ha detto, il nodo centrale resta quello dei controlli e delle forze dell'ordine. Diversi
componenti della Commissione Nazionale Antimafia, dal PD a Forza Italia, chiedono che l'allarme attentati venga affrontato anche attraverso una missione conoscitiva. Lo Stato non può indietreggiare, deve garantire una presenza forte e concreta al fianco di chi ogni giorno investe, lavora e produce nel rispetto della legalità. Condanna e vicinanza anche da parte dei sindacati CGIL, CISL e UIL ai titolari dei locali danneggiati da incendi dolosi. Il racket ha rialzato la testa, è una sfida non solo alle istituzioni ma anche alla società civile. In Sicilia ci sono 86 indagati in ambito sanitario e questa è la denuncia di Libera, che ha analizzato le inchieste aperte da gennaio a giugno e ha organizzato un sit-in davanti all'assessorato regionale. Manlio Viola. La corruzione in sanità non è un fatto soltanto etico o politico, ma comporta inefficienze che poi si trova a pagare il cittadino in termini di servizi che non vengono resi. Lo sostengono gli attivisti di Libera, che questa mattina hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale alla salute di piazza Ottavio Zino a Palermo e presentato il loro studio sul sistema corruttivo che avvolge la sanità siciliana. 86 indagati solo a partire da gennaio di quest'anno nell'isola, dicono i dati snocciolati da Eliana Messineo della segreteria di Libera Palermo. Dal 1 gennaio al 1 giugno di quest'anno, del 2026, sono state censite dalla nostra associazione molte inchieste in Sicilia. Ci sono circa 86 indagati per corruzione in ambito sanitario e si tratta ovviamente di reati tra i più disparati, molte tangenti, turbativa di gare d'appalto, insomma tutte delle condizioni che per noi hanno chiaramente dei costi economici e sociali. Le conseguenze si vedono ogni giorno e le vive chi ha bisogno di rivolgersi agli ospedali e al Servizio Sanitario Nazionale per curarsi, secondo Carmelo Pollichino del coordinamento Libera Palermo. La mancanza di servizi sanitari è dovuta tanto al fenomeno della corruzione. Non è più possibile che la sanità sia un fortino per pochi e che porta all'arricchimento soltanto di alcuni gruppi di persone. Ma Libera non si fermerà alla sanità e annuncia l'accensione dei riflettori anche sul ponte sullo Stretto di Messina, all'indomani dell'apertura di un'inchiesta a Roma che ipotizza corruzione e pressioni indebite sulle autorizzazioni. E questa mattina a Palermo in piazza anche Coldiretti per protestare contro i trafficanti e gli speculatori su olio e grano. Sentiamo. Non è pensabile che ancora una volta ci sia chi specula sul nostro lavoro. Ancora una volta gli agricoltori scendono in piazza, questa volta per dire basta alla speculazione sul grano siciliano. 19 centesimi al chilo sono un'elemosina, dicono, che gli agricoltori non possono più sostenere. Anche alla luce del costo della pasta, 2 euro minimo, mentre il pane si aggira sui 3 euro. Oggi la protesta davanti alla prefettura di Palermo. In questo momento abbiamo speculazioni sul grano. Compriamo pane a 3 euro al chilo, compriamo pasta a 2 euro al chilo e sotto Trebbia c'è chi vuole fare dei contratti a 19 centesimi. Molto di meno dei costi di produzione. Siamo tutti in dissesto perché un litro di nafta costa 1,40 euro e ci vogliono 7 kg di grano per comprare un litro di nafta. La Coldiretti aggiunge che i trafficanti speculatori vanno fermati anche applicando la legge contro le pratiche sleali, rendendo effettivo il divieto di vendita sotto il costo di produzione. Dobbiamo cercare di garantire ai nostri produttori di avere tracciabilità, ma soprattutto di avere rispettate quelle norme che noi rispettiamo. Non possiamo avere dell'olio etichettato extravergine che non è extravergine o dell'olio europeo o extraeuropeo che entra in Italia e diventa 100% italiano. E molti imprenditori agricoli stanno vendendo i loro terreni. Minimo il grano dovrebbe andare dai 35 ai 40 centesimi all'ingrosso. E invece adesso quanto? 19 centesimi, nemmeno il costo di produzione. Adesso torniamo a parlare del caos bollette idriche in diversi comuni del Catanese. Oggi c'è stato un vertice dei sindaci del comprensorio di Giarre che hanno diffidato SIE, il gestore, appunto il nuovo gestore che si occupa del servizio idrico e della fognatura. Sentiamo Simona Mazzone.
Bollette anomale, consumi spesso presunti piuttosto che reali, guasti alla rete, uffici fantasma con numeri di telefono senza interlocutori, scarsa comunicazione. I sindaci dei comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio fanno fronte comune contro le numerose pecche legate alla gestione del servizio idrico integrato da parte della SIE, acronimo di Servizi Idrici Etnei. Nel corso di un acceso vertice a Giarre, affrontata la gestione della fatturazione e il delicato passaggio delle competenze del consorzio di depurazione alla SIE, appunto. Durante il tavolo politico i sindaci hanno discusso sulle modalità con cui l'ente gestore sta procedendo all'emissione delle bollette idriche nei rispettivi territori comunali. Su questo punto segnalate numerose anomalie, rincari ingiustificati e una generale mancanza di trasparenza nelle tariffe applicate che grava pesantemente sulle tasche delle famiglie e degli utenti. Per quanto riguarda il trasferimento delle competenze alla SIE è emerso un notevole e ingiustificato ritardo. I sindaci hanno inoltre denunciato una situazione paradossale. Nelle bollette già recapitate ai cittadini è presente la quota addebitata per il servizio di depurazione, nonostante la gestione non sia stata ancora pienamente e correttamente assorbita dall'ente, rimanendo di fatto in carico in modo diretto e ingiustificato per le casse degli enti comunali. Adesso è il momento delle risposte, ma soprattutto dei fatti, mentre ai cittadini continuano ad arrivare bollette poco chiare, tanto che i primi cittadini, al termine dell'incontro, hanno redatto e firmato una formale diffida nei confronti della SIE, inviata anche alla prefettura di Catania e al presidente dell'ATI. E adesso parliamo di politica regionale, alta tensione all'interno del centrodestra siciliano e per la prima volta si pensa ad un candidato alle prossime regionali che non sia Schifani. Manlio Viola. Il centrodestra siciliano piomba nel caos e adesso è tutti contro tutti. La sconfitta elettorale alle amministrative stavolta si dimostra deflagrante, molto di più di quanto non si potesse prevedere, e tutte le tensioni sopite o sotterranee vengono alla luce. Dismette la prudenza il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, che accusa gli alleati di essere stati troppo egoisti, soprattutto ad Agrigento, dove un accordo, dice, si poteva trovare. Il siluro è indirizzato alla Lega, ma in generale c'è una stoccata anche al presidente della regione, del cui silenzio è infastidito Sbardella. Di fatto tutti guardano al 2027, sostiene, nessuno ha guardato ad oggi, perdendo ancora il controllo del territorio da un punto di vista politico oggi e probabilmente anche domani. Ma mentre il commissario di Forza Italia Minardo invece è in giro per la Sicilia alla ricerca di un modo per rifondare la classe dirigente nelle province, il vero affondo arriva da un grande vecchio come Pino Firarello, al quale brucia la sconfitta del generale Giuseppe Castiglione a Bronte. Firarello parla senza mezzi termini della corte dei traditori che sta intorno a Schifani. Ci sono colpe gravi in Sicilia, ma ci sono colpe anche che discendono da Roma. Intanto all'Ars un bando in agricoltura cade sotto i colpi della guerra fra autonomisti e Lega. MPA vota insieme al PD e lo fa stavolta apertamente. E stasera Grande Sicilia MPA si riunisce per valutare i prossimi passi. Cambiamo argomento, andiamo ad Agrigento, dove ci sono 113 salme che attendono una sepoltura definitiva. Per fronteggiare questa emergenza il sindaco uscente Franco Miccichè ha disposto la requisizione di 41 posti in cappelle private per tutto il 2026, una misura straordinaria in attesa di una soluzione definitiva. Ce ne parla Davide Sardo. L'emergenza cimiteriale continua a gravare su Agrigento e tra gli ultimi atti amministrativi del sindaco uscente Franco Miccichè c'è un nuovo provvedimento straordinario per fronteggiare la cronica carenza di loculi. Con un'ordinanza immediatamente esecutiva, il Comune ha disposto anche per tutto il 2026 la requisizione di 41 posti all'interno di cappelle private del cimitero di Pianogatta. Una misura urgente resa necessaria dall'assenza di spazi disponibili non solo a Pianogatta, ma anche nei cimiteri di Bonamorone, Giardina Gallotti e Montaperto. La situazione resta critica. Attualmente oltre 20 salme sono in deposito in attesa di sepoltura, mentre 93 si trovano in tumulazione temporanea. Di queste 30 occupano già spazi requisiti con precedenti ordinanze. Secondo il Comune, il protrarsi dell'emergenza potrebbe determinare ulteriori criticità sotto il profilo igienico-sanitario.
I 41 posti saranno ricavati in 8 strutture private con un'indennità prevista per i concessionari. L'ordinanza, firmata dal sindaco Franco Miccichè e dal dirigente Alberto Avenia, lascia alla nuova amministrazione il compito di trovare una soluzione definitiva a un problema che da anni viene affrontato con misure d'emergenza. Un'autocisterna che trasportava gasolio si è scontrata con un furgone di un cantiere mobile sulla Palermo-Catania in zona Buonfornello. Ferito l'autista del mezzo pesante che è stato trasportato con l'ambulanza del 118 nell'ospedale di Termini Imerese. Gli operai non si trovavano nel mezzo ma stavano lavorando per la pulizia e il taglio dell'erba. Torniamo a Catania a parlare di questa festa dei maturandi che è degenerata, un anno scolastico che è finito nel peggiore dei modi, vicino alla Cutelli. La preside però difende gli studenti. Tonino De Mana. Il giorno dopo restano la vernice a terra e sulle auto, bottiglie di vario colore nella piazza e tracce di uova ovunque. La festa di fine anno scolastico a largo Rosolino Pilo a Catania, trasformata da un evento goliardico ad un grave atto di vandalismo, con tanto di assalto alle forze dell'ordine che sin dal mattino presidiavano la zona. Auto di servizio e agenti della polizia municipale presi di mira, oggetto di un fitto lancio di farina, uova e vernice. In poche ore è arrivata la ferma condanna dell'amministrazione comunale e il nome del Cutelli è finito sui media e sulla bocca di tutti, circostanza però che il dirigente scolastico Elisa Colella intende precisare. Certamente c'erano dei ragazzi cutelliani nel gruppo, certamente c'erano dei ragazzi ex cutelliani nel gruppo, ma c'erano dei ragazzi che provenivano da altre scuole, così come negli ultimi 50 anni. Il luogo di ritrovo della piazza Largo Rosolino Pilo è un luogo che ha sempre attratto gli studenti di tutte le comunità scolastiche. Poi forse la situazione è scappata di mano perché poi spray, farina e uova sono finiti direttamente contro le forze dell'ordine. Certamente, ma questo non significa che siano stati ragazzi del Cutelli. Gesti inqualificabili per i vertici della municipale. L'evento è stato dei peggiori che potevano capitare, anche perché noi siamo stati chiamati, siamo stati proprio chiamati dal preside dell'istituto per prevenire questi fatti e invece si sono puntualmente verificati. Una cosa molto molto brutta. La visione dei filmati porterà presto a conseguenze giudiziarie per i protagonisti della movimentata festa. Un maggiorenne può rischiare una denuncia per violenza a pubblico ufficiale, per oltraggio a pubblico ufficiale o anche per danneggiamento dei mezzi. Atti di esagerata goliardia sono stati segnalati anche in altri licei catanesi. Oggi a Palermo la festa della Marina Militare, presente tra gli altri anche il ministro Crosetto. Simona Mazzone. Presidio fondamentale di sicurezza, pace e tutela degli interessi nazionali. Il 10 giugno la Marina Militare celebra la sua giornata, in ricordo dell'eroica impresa di Premuda del 1918, una delle più audaci azioni navali della Prima Guerra Mondiale. In quella occasione i motoscafi attaccarono e affondarono la corazzata austro-ungarica, contribuendo in modo decisivo a sventare un attacco nemico. A Palermo, alla presenza del ministro Crosetto, si è voluto ricordare quel momento storico e tutte le imprese portate avanti ogni giorno. La nostra difesa, la nostra sicurezza si basa sul lavoro delle forze armate per quanto riguarda la sicurezza nelle nostre città, nei nostri territori, sulle forze di polizia, che voglio associare nelle parole di rispetto che ho per la Marina oggi e per le forze armate in generale. Questo richiede lavoro, richiede impegno, richiede sacrificio. Conferita la bandiera di combattimento, ma celebrata anche una grande festa con stand, simulatori, aree illustrative, eventi culturali e momenti di approfondimento. A Palermo, così come nelle altre sedi della Marina Militare, alcune unità navali e installazioni sono state aperte alle visite del pubblico. Siamo orgogliosi di ospitare in Sicilia la festa nazionale della Marina Militare Italiana, ha detto il presidente della regione Schifani. A loro va la gratitudine dei siciliani per l'impegno silenzioso e costante con cui onorano la propria missione al servizio dell'Italia. Il catanese Luca Parmitano torna nello spazio, sarà il pilota dell'astronave della NASA che collauderà le tecnologie della successiva poi missione sulla Luna. Desiree Ferlito.
Dalle pendici dell'Etna fino allo spazio, la Sicilia torna a guardare la Luna con gli occhi di uno dei suoi figli più illustri. Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò, è stato scelto dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea come pilota della missione Artemis 3, uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'uomo sulla superficie lunare. Un incarico prestigioso che premia anni di esperienza, addestramento e missioni nello spazio. Parmitano è stato il primo italiano a comandare la Stazione Spaziale Internazionale e oggi scrive un'altra pagina di storia, diventando il primo astronauta europeo selezionato per una missione che nel 2027 servirà a testare tecnologie e manovre fondamentali per il ritorno stabile dell'uomo verso la Luna. Parmitano sarà uno dei 4 astronauti a bordo della capsula Orion, nel ruolo di pilota. Mentre il mondo si prepara alla prossima frontiera lunare, la Sicilia guarda con orgoglio il nuovo traguardo di Luca Parmitano, esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni, come ha detto il presidente della Regione Schifani. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Vi aspetto. Bentornati al TG Sicilia, adesso ci occupiamo di calcio, parliamo del Palermo che è già al lavoro per le prime operazioni di mercato. Gli obiettivi sono Tommaso Cassandro e Simone Trimboli, in uscita invece Brunori che piace anche al Modena. Ma sentiamo Marco Gulla. Il calciomercato deve ufficialmente ancora aprire i battenti, ma il Palermo sta provando già a mettere dentro i primi colpi. I fari del club rosanero sono puntati con decisione su Tommaso Cassandro e Simone Trimboli. Per Cassandro, jolly difensivo classe 2000 di proprietà del Como e reduce da un ottimo biennio in prestito al Catanzaro, la trattativa è già avviata sulla base di una richiesta iniziale di circa 3 milioni di euro. Sul fronte della mediana si stringe invece per Trimboli, regista classe 2002 del Mantova, che il direttore sportivo Osti conosce benissimo fin dai tempi della Sampdoria, avendogli firmato all'epoca il primo contratto da professionista. Il Palermo proverà intanto nei prossimi giorni a sferrare l'attacco decisivo per Rui Modesto, riaprendo i dialoghi con l'Udinese per trovare una formula alternativa al vecchio diritto di riscatto da 3 milioni di euro non esercitato. Per il resto del reparto avanzato si monitora la situazione di Strefezza, di proprietà dell'Olympiakos, ma reduce dal prestito al Parma. Qualora i ducali decidessero di trattenerlo, per il rosa potrebbe aprirsi la pista Alquist, esterno svedese in scadenza tra un anno con i gialloblu. Più in salita la strada che porta al giovane Rao del Napoli, messosi in luce a Bari, mentre sul fronte delle uscite si registra l'interesse di Sampdoria e Modena per Matteo Brunori. In Serie C invece trattativa in corso tra il Catania e Fabio Caserta che però sta facendo le sue valutazioni anche perché ha ricevuto una proposta di rinnovo dall'Empoli. Sentiamo invece Francesco Triolo. Le linee base sono state delineate, ma il futuro del Catania è ancora tutto da scrivere. Il silenzio che aleggia all'esterno del gruppo in plancia di comando lascia intendere la volontà di mantenere il massimo riservo, anche se i sondaggi, gli incontri e le valutazioni interne non si sono mai interrotte. Fabio Caserta è il preferito per la panchina rossaazzurra, il suo nome da tempo in cima alla lista. Lo era anche a stagione in corso, quando poi però andò ad Empoli e il Catania ha virato su Viali. Come è andata? Lo sappiamo tutti. L'Empoli avrebbe messo sul tavolo il rinnovo per il tecnico che ha portato alla salvezza i toscani, ma il biennale offerto dal Catania è di quelli importanti, oltre agli aspetti legati all'attaccamento alla piazza. Però la possibilità di allenare ancora in B per Caserta non è roba da poco, tanto che il tecnico ha rallentato i tempi senza sciogliere le riserve e la situazione oggi sembra in fase di stallo. L'Empoli, come il Catania, ha parlato anche con De Giorgio, i rossazzurri hanno incontrato anche Biancolino e Grella lunedì ha avuto un lungo colloquio con Francesco Passiatore, ma per l'ex attaccante è da capire quale possa essere il ruolo nel Catania. I rossazzurri potrebbero liberarsi di un altro contratto, quello di Ivan Moschella, ex collaboratore di Toscano, che potrebbe diventare l'allenatore del Crotone. La prossima settimana potrebbero esserci novità, attendendo anche il famoso consiglio d'amministrazione ufficiosamente previsto, ufficialmente ancora non tenutosi. Sarà lì che verranno messe nero su bianco le decisioni e avviata la fase operativa della programmazione. Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie.
Prima di chiudere c'è un'ultima ora di cronaca, incidente sul lavoro a Comitini, siamo nell'Agrigentino, un 53enne è rimasto schiacciato da una betoniera mentre era al lavoro in contrada a Balata. Il ferito in gravissime condizioni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Il quadro clinico viene ritenuto delicato e la prognosi è al momento riservata. Sul luogo dell'incidente sono al lavoro i carabinieri che stanno cercando di ricostruire appunto cosa sia accaduto. La vittima è risultata essere residente in Francia, ma sarebbe domiciliata nel comune agrigentino di Aragona. Vi daremo naturalmente altre notizie nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.